Questa è prima di bere. Soffiare nell'etilometro per verificare il tasso alcolemico dopo un aperitivo, calice di vino e tramezzino oppure spritz e panino, abbinata tipica delle piazze padovane o di qualsiasi bar o baccaro del Veneto. Abbiamo soffiato e adesso vediamo il risultato. I livelli testati anche da noi si dimostrano entro i limiti di legge, nel nostro caso 0,1. Le regole per non rischiare dopo l'entrata in vigore del codice della strada le spiegano proprio i baristi e i ristoratori padovani, preoccupati per il calo dei consumi registrato dopo l'inasprimento delle sanzioni previste dalle modifiche del regolamento. Siamo fortemente convinti che ci voglia una responsabilità e una consapevolezza nel bere, che il bere sia una forma di socialità nei limiti consentiti, ma questi limiti, nonostante il cambiamento e l'entrata in vigore della nuova normativa, non sono cambiati e oggi lo dimostreremo. I limiti consentono di bere il tuo buon bicchiere di vino, l'aperitivo, ovviamente mangiando qualcosa, ovviamente aspettando un po' prima di mettersi al volante. Ape Padova, ad un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ha stimato un calo della vendita di alcolici del 15%. Bere con moderazione e responsabilmente si può, l'invito degli esercenti. Se uno ha paura di avere bevuto un po' troppo, cosa consiglio? Di prendersi un alcol test personale. Questo è il mio alcol test personale, l'ho preso sui social, sul web, oppure in farmacia sono provviste, e quindi magari prima di salire in macchina si fa il proprio alcol test e se è sotto lo 0,5, se è 0,2, 0,1 si può guidare, se è sopra il consiglio è di aspettare un po', di fare una bella camminata e non assolutamente mettersi alla guida. Ape, entro fine gennaio, doterà i suoi iscritti di migliaia di confezioni di alcol test usa e getta che potranno essere forniti ai clienti dei locali che vogliono essere sicuri di rientrare nei limiti previsti per la legge dello 0,50. Abbiamo messo in pratica diverse iniziative, tra cui a fine gennaio organizzeremo dei corsi su aperitivi analcolici, ma soprattutto è già un anno che noi diamo ai nostri associati la possibilità di avere nel loro locale la wine bag per portarsi a casa la bottiglia di vino che non viene finita. Questo perché? Perché non ci si deve sentire obbligati a finire una bottiglia di buon vino. Tu bevi quello che ti senti, quello che è consentito, e quello che non riesci lo porti a casa